impresa sono forme di aggregazione tra più imprese o comunque operatori economici, perché oggigiorno alle reti di impresa possono partecipare anche i professionisti, sono forme di collaborazione e collaborazione, in forza delle quali gli operatori economici, le imprese, per raggiungere degli obiettivi strategici comuni, decidono di collaborare dandosi un programma comune di attività e quindi stabilendo la disciplina, le regole di questa loro collaborazione che si svolgerà nell'arco temporale che loro decideranno debba essere necessario. Ora, le reti d'impresa che compaiono come previsione normativa nel nostro ordinamento nel 2009, quindi oggi siamo già al 14° anno di vita della norma, si sono rivelate fin da subito uno strumento molto interessante per il mondo produttivo, tanto che oggi sono oltre 47.000, per la precisione 47.199, le imprese aggregate in reti in Italia. Quindi quasi 47.200 quasi imprese appartenenti a tutti i settori. Il fenomeno è trasversale. Queste 47.000 e oltre imprese sono aggregate in 8.882 contratti di rete. I contratti appunto possono essere monosettoriali o plurisettoriali, cioè aggregare imprese dello stesso settore o di settori diversi. Dipende sempre dagli obiettivi strategici che le imprese decidono di condividere per seguire assieme. Va detto che statisticamente i numeri che possiamo rilevare del fenomeno sono questi, cioè un quasi 22% delle imprese aggregate, cioè di queste 47.200 imprese, sono imprese del mondo agricolo, il 15% sono imprese del settore manifatturiero, l'11% del commercio e il 9% delle costruzioni e poi via via tutti gli altri settori. Questi sono i numeri macro per macro settori a livello nazionale. Per quanto riguarda il Veneto, in Veneto le imprese aggregate in rete sono quasi 4.000, 3.926 per la precisione, e il Veneto detiene la terza posizione in Italia, terzo dopo il Lazio e la Lombardia. Andando poi a vedere il fenomeno delle imprese aggregate in rete in Veneto, vediamo come guardando al fenomeno dal punto di vista dei macro settori, in Veneto è più alta la percentuale delle imprese appartenenti al settore dell'industria e dell'artigianato, così come del turismo rispetto alla media nazionale. Con welfare indichiamo quell'insieme di iniziative volte a garantire sicurezza e benessere ai cittadini e ai lavoratori, soprattutto quando siamo in ambito aziendale. Tant'è vero che il welfare oggi è tra le parole chiave, i temi fondamentali con i quali le imprese, gli imprenditori si misurano. Allora, se il welfare sta diventando sempre di più un'istanza fondamentale dell'organizzazione impresa, è anche vero che il welfare richiede, poter erogare welfare, postula, richiede una certa disponibilità economica da parte delle imprese, così come una capacità organizzativa e notevoli competenze anche tecniche, cioè fare welfare, adottare soluzioni di welfare all'interno della propria organizzazione aziendale significa affrontare un processo di innovazione aziendale, per il quale servono competenze economiche, tecniche, legali, giuslavoristiche e molto spesso l'impresa non detiene, non possiede tutte queste competenze, soprattutto in un tessuto produttivo come quello tipico italiano, in cui la dimensione nano, comunque mediamente piccola dell'impresa italiana non permette di disporre di tutte le risorse necessarie per poter gestire anche l'aspetto del welfare. E allora in rete perché? Perché con la rete si possono mettere a fattor comune, condividere le competenze, le risorse, le conoscenze, le informazioni, il know-how, l'esperienza. Si possono scontare logiche di economia di scala nell'approvvigionarsi di servizi per il welfare. Pertanto tutto questo poi porta anche a delle naturali ricadute sul territorio, generando quindi dei valori condivisi. Si crea un circolo virtuoso. L'impresa che nell'erogare welfare
produce delle ricadute positive anche sul territorio e l'impresa nell'aggregarsi in rete, nell'acquisire quindi una dimensione, una portata in termini di rappresentatività tale da essere interlocutore con il territorio, riesce a generare valori. E quindi questo altro non è che un classico esempio di corporate share value, quindi di quella generazione positiva di vantaggi che partono dall'azienda e ricadono sulla comunità. Non solo vanno promosse, ma ne va intuita e capita la vantaggiosità, la positività, nel senso, l'ho detto prima, fare welfare significa anche attivare dei processi di innovazione aziendale. E l'innovazione indubbiamente è il generare valore partendo dalle idee. E la rete è proprio questa, è il luogo, è l'occasione in cui la condivisione di idee, progetti, obiettivi strategici comuni genera valore. E quindi la positività, il vantaggio competitivo dato dall'aggregarsi in rete è un vantaggio che nasce dal fatto che lavorare, operare, fare impresa in rete porta a dei risultati che non sono la mera somma delle singole aziende, ma fare rete vuol dire realizzare un prodotto in senso lato. La rete porta dei frutti che sono il risultato di una moltiplicazione, non di una mera addizione. Ecco perché assolutamente sì fare rete, assolutamente sì aggregarsi ed affrontare assieme le nuove sfide per essere più competitivi e più innovativi.